Amici sportivi appassionati di hockey su pista a rotelle, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano. Domenica 7 aprile, giornata quasi estiva, 25 gradi fanno fuori, dentro ce ne saranno altrettanti per questa ottava giornata, campionato nazionale Serie 1 femminile, il derby di Scandiano, Roller Hockey Scandiano contro Rotellistica Scandianese. Le squadre fanno il loro ingresso in campo e noi subito andremo a dare le informazioni. Partendo proprio dalla squadra di casa, Roller Hockey Scandiano, maglia classica rosso-blu. Partiamo dal 10 Giorgia Teli, il 2 Alicia De Stefano, col 3 Emma Prandi, col 5 il capitano Rebecca De Pietri, col 6 Camilla Pagliari, con il 7 Ilaria Malagoli, con l'8 Alessia Villa, 9 Teresa Messori e l'1 Alice Bartalini. L'allenatore Adriano Baccari. Rotellistica Scandianese, maglia gialla fluo, con la 30 Chiara Pisati, con il 2 Sofia Ferrarini, col 3 Alessandra Gallotta, con il 4 Valeria Calia capitano, col 5 Nicole Giardina, il 6 Anna Berti, l'8 Maria Vittoria Gimeno, il 57 Augustina Iacanto Frau, la 24 Alice Pontrelli, 22 portiere Greta Ganassi. L'allenatore è Massimo Barbieri, arbitrerà l'incontro il direttore di gara Alessandro Gadaleta. Derby di ritorno, l'andata si è concluso con la vittoria della Rotellistica Scandianese per 8-2, favorita per la squadra comunque più forte obiettivamente, almeno sulla carta. Dopo un primo tempo giocato alla pari, a lungo è andato a vantaggio la Roller Hockey Scandiano, poi a lungo è stato risultato in parità, poi nella ripresa la squadra di Massimo Barbieri ha aumentato il tasso tecnico, la velocità, e la partita ha preso quella direzione della vittoria per le squadre appunto dell'allenatore Massimo Barbieri. Ottava giornata, è un campionato un po' spezzettato questo, ottava giornata, c'è il derby di Scandiano, si completerà il 4 maggio con Valdagno Matera, mentre la nona giornata vedrà Rotellistica Scandianese, Valdagno e Matera Forte, e la decima il 5 di marzo, Forte dei Marmi Scandiano e Rotellistica Scandianese Matera. Scandiano deve comunque giocare ancora la settima giornata, Roller Hockey Scandiano a Matera, e si giocherà il 12 di maggio, una classifica che vede
Matera ha 12 punti ma ha 4 gare giocate, Valdagno seconda ha 10, 6 gare giocate, Forte dei Marmi 7, 6 gare giocate, Rotellistica Scandianese 6, 5 gare giocate e Roller Hockey Scandiano ultima 3 punti con 5 gare giocate. Diamo subito un'occhiata ai quintetti che sono già schierati. La capitana Greta Ganassi, la vice capitana Valeria Calia, questa informazione. Da destra verso sinistra Rotellistica Scandianese, intanto inizia la partita, Greta Ganassi in porta e le esterne Anna Berti, dai accanto Frau, Agustina Pintu e Sofia Ferrarini ora in possesso di pallina, rosso-blu di Adriano Vaccari, da sinistra verso destra con in porta abbiamo Alice Bartalini, l'esterne, Lesse Villa, Daria Malagoli, Teresa Messora e Alicia De Stefano. Sofia Ferrarini a giocare questo primo possesso per la squadra della Rotellistica Scandianese, Gimeno che scarica con sugli accanto, poi scambiano le due sul lato sinistro, il primo tiro in porta del Gimeno respinto attentamente da Alice Bartalini, poi ancora la Gimeno cerca l'inserimento di qualche compagno in area, scarica per Sofia Ferrarini, squadra più dotata tecnicamente, anche fisicamente, si vede un po' occhio nudo, anche una maggior età e una maggiore esperienza, si vede. Scandiano, Roller Hockey Scandiano, dovrò dire spesso questa distinzione in questo derby tra Roller Hockey Scandiano e Rotellistica Scandianese. Parlavamo da Roller Hockey Scandiano che ora va in contropiede con Alessia Villa, attenzione scoperta qua, squadra di Massimo Barbieri, passaggio un pochino prevedibile dell'Alessia Villa che non giunge a destinazione sulla De Stefano, a buon gioco a difesa della Rotellistica a recuperare pallina. La squadra di Massimo Barbieri sicuramente favorita, in virtù del maggior tasso tecnico, maggiore esperienza, lo dicevamo, ma Scandiano ha vinto la sua prima partita al Roller Hockey Scandiano proprio qua in casa con il Forte dei Marmi, e una vittoria che fa ben sperare per il futuro, perché in 2 anni è la prima partita che la squadra di Andriolano Vaccari vince e sicuramente ha dato un po' più di entusiasmo anche a queste ragazze che intraprendono questo sport e sono un po' agli inizi. Tanto ci prova Teresa Messora, tiro respinto da Sofia Ferrarini che sta attenta nella marcatura, quindi devia questa conclusione, la prima proprio della squadra rosso-blu. Con un occhio alle marcature per la Rotellistica, la Iacanto a 5 reti, Anna Berti a 4, la Gimeno a 3 e Gallotta a 2 per il Roller Hockey Scandiano, 3 reti per Teresa Messora, 2 per Alicia De Stefano e 1 per Rebecca De Pietro. Ora Alessia Villa che cerca tiro dalla distanza, respinto da Anna Berti, poi arpionata la palla da lei accanto Frau, abbiamo visto la miglior marcatrice della squadra in maglia giallo fluo, cerca di andare in azione personale inzingarata dal lato destro, poi va dietro porta, scarica all'indietro per Anna Berti che ha un po' di spazio, difesa del Roller Hockey Scandiano che sta compatta, il tiro che è impreciso, poi cerca l'alza schiaccia la Gimeno che se la alza troppo, o meglio quando cerca di colpirla con il rovescio della parte forse non preferita, l'alza troppo e si rammarica di ciò, quindi dall'altra parte già Alice De Stefano che protegge palla, lotta con Sofia Ferrarini che ha la meglio, nota per Sofia Ferrarini, vero prodotto del vivaio della squadra del patron Ganassi, insieme a Greta Ganassi, proprio la figlia cresciute proprio da zero in questa squadra. Attenzione, ora accanto Frau una grossa occasione, riesce a superare il suo diretto avversario Ilaria Malagoli, ma non riesce a superare Bartalini, poi il numero di Messora che scarica su la De Stefano, qua colpita da dietro dalla Iacanto, quindi primo fallo di squadra ai danni della Rotellistica. Brava qua Teresa Messora che con il velo è riuscita a liberarsi, le doti ce le ha Teresa Messora, tanto sia giovanissima. Punizione per Scandiano con Alicia De Stefano pronta a tirare, si sposta la palla perché brava è stata qua la Iacanto che è arrivata come la Gimeno, scusate, che è arrivata come un fulmine a impedire questa conclusione che poteva essere potenzialmente pericolosa. Poi la Berti si libera con un bel cambio di passo, la prima conclusione è respinta da Alice Bartalini, poi la seconda va sull'esterno della rete, dall'altra parte lato destro per Alessia Villa che protegge palla perché è già raddoppiata, riesce a disfarsi di questa pallina, manovra velocemente l'area Malagoli, poi la De Stefano ancora per la Malagoli, scambia con Messora, non va al tiro Scandiano, non perde palla, ha fatto bene qua. Villa che si liberarsi da Sofia Ferrarini, cerca dall'altra parte
Dario Malagoli la trova ma un po' lontana, però andiamo ancora 15 secondi per concludere l'azione. La roller, vedremo roller e rotellistica, anche un po' per non confonderci noi stessi. Recupera questa palla vagante la Gimeno e accanto sono le giocatrici con maggior talento, qui c'è Anna Berti, la forte dei marchi, completare questo trio che di tutto rispetto, e la Ferrarini che a me piace molto, l'ho detto sempre, bella impostazione, buon pattinaggio e buona tecnica anche, di solito fa la playmaker. Anna Berti, intanto sono trascorsi 4 minuti e mezzo, sempre 0-0 il punteggio tra roller e rotellistica. 8 secondi ancora per andare al tiro, ci prova la Ferrarini, poi palla che viene deviata, finisce fuori, quindi Messora può ripartire per la roller. Villa deve uscire dal centrocampo, non deve perdere palla, soprattutto nel centrocampo deve pattinare la Villa se vuole uscire da questa situazione. Attenzione ora la palla veloce di Anna Berti che riceve ancora palla, poi di casco ci arriva 2 volte, parata incredibile, la prima e la seconda di Alice Bartalini, veramente intervento da campione della portiera maglia rosso-blu. Qua disattenta la difesa dei ragazzi di Dano Baccari. Anna Berti è riuscita ad andare al tiro 2 volte, la prima volta poi non siamo sicuri che la seconda sia stata lei sulla ribattuta, ma veramente prima di casco e poi con la mano di richiamo in tuffo ci è arrivata, c'è Bartalini. Roller Rock Scandiana portieri è messa veramente bene. Tanto secondo fallo di squadra ai danni della squadra di Massimo Barbieri della rotellistica, il time out è chiamato, primo time out dopo poco più di 5 minuti, che vede ancora il punteggio sullo 0-0 tra roller e rotellistica. Tutto pronto per la ripresa dopo il primo time out, sono trascorsi 5 minuti e 23 secondi di gioco, che prende la roller Rock Scandiano con Teresa Messora controllata dalla Gimeno, prova a mettere una palla in mezzo. Greta Granassi ci mette la stack e fa ripartire i suoi compagni con Anna Berti che va verso la metà della pista per cercare il tiro che viene deviato, quindi si ripartirà con punizione dall'angolo basso, possesso ragazzi della rotellistica. Ferrarini, Anna Berti, cerca un varco Anna Berti per andare a concludere, perde palla, poi la più veloce in questo rimpallo è la Iacanti. C'è ancora la palla a Ferrarini, prende dominio territoriale, supremazia territoriale per le ragazze di Barbieri, poi brava Ilaria Malagoli a soffiare palla importante rubata dalla 7 rosso-blu. Messora poi con un numero si libera della Berti, poi fa viaggiare la Villa sul lato destro, palla dentro, non riesce il tappino. Questa è buona iniziativa delle ragazze rosso-blu. Più pericolosa fino adesso la rotellistica, riuscito ad andare a bisogna severamente per un paio di volte, poi ci prova qua da lontano. Questa è tratta anche fin troppo facile rispetto a quelle di prima per la Bartalini, poi raddoppiata la Iacanti, palla 2. Raddoppiata nel modo corretto senza commettere fallo e quindi ingaggio a 2 dall'angolo basso a sinistra alla meglio. Il Iacanto brava qua Messora a chiudere il primo pallo, il primo angolo di entrata in area di rigore, quindi la Berti scarica lontano per la Gimeno con la 8. Ferrarini non un gran ritmo, molto caldo oggi, l'abbiamo detto subito in fase di presentazione. Poi qua De Stefano chiude il taglio di Anna Berti, va in contropiede solitario, in azione solitaria, cerca il tiro, riesce un pochino alto,
tacchino esterno e quindi nulla di fatto in questo 3 contro 2 contropiede per il rossoblu. Ancora palla lo stecca di Anna Berti che riesce a liberarsi dalla De Stefano, poi spracchia una palla all'indietro con l'imprecazione di Mister Barbieri che voleva più precisione, quindi riparte la manovra per le giocatrici maglia giallo. Stefano con un po' di esperienza, forse con un fallo qua riesce a conquistare palla facendosi sentire dall'Anna Berti sulla marcatura. Brutta palla questa di Malagoli, cercava Alessia Villa che era postata un po' più indietro e quindi a buon gioco la rotellistica a ripartire. Sono trascorsi intanto 8 minuti di gioco, sempre 0-0. Altro fallo di squadra, il terzo della Iacanto, 0 ne ha ancora la Roller. Riparte Alessia Villa, attenzione che ora De Stefano è sola, palle gli arriva, comunque in buona posizione, ci mette un po' troppo a tirare, poi Malagoli tira un po' troppo piano e da mancina forse dalla parte del dritto poteva fare qualcosa di meglio, almeno tirare un po' più potente. Brava Canassi in posizione, poi Anna Berti da sola si invola, ci arriva ancora con la mano, si distende Bartalini per tanto fallo di squadra giusto della Villa, il primo per Roller Hockey Scandiano. Grande parata, grande disattenzione che si è aperta la difesa rosso-blu ed è andata in porta Anna Berti, non è riuscita con il gancio è riuscita a fare sedere la Bartalini che si è stesa ma ci è arrivata con la mano, quindi è stata molto brava anche qui. La Iacanto lotta con la Villa in questo possesso, poi la Iacanto cerca di ingresso in area, qui era coperta, ha perso una ginocchiera intanto la Messora, poi altra botta, conclusione a colpo sicuro della Gimeno, ma anche stavolta c'è una ginocchiera a terra, deve fermare il gioco, sì, viene richiamato anche dalla panchina, ginocchiera a terra, ci abbiamo visto bene per la portiera, sì. Dice Bartalini che l'ha persa in una delle sue tante parate già fino a questo momento e in questo caso conclusione a botte sicura, è stata respinta anche se non era fortissima. Intanto è entrata Gallotta, Alessandra Gallotta, figlia della rotellistica, ha fatto spazio Anna Berti che va a prendere un po' di fiato, Ferrarini in possesso di palla, Gallotta che tocca la sua prima pallina, 16 esatti al termine del primo tempo, 9 trascorsi, 0-0 tra le due squadre. Questa ottava giornata vede in pista solo queste due formazioni, derby scandianese. La Gallotta va dietro porta, alza la testa, cerca il pertugio per colpire, quasi lo trova, brava Alessia Villa a metterci la stecca, poi Messora a disturbarla, Gimeno, e scadono i secondi, forse qua era disattenta anche Greta Canassi, non ha chiamato il tiro, ci prova Messora che riesce a tenere palla, poi Malagoli, gol di Malagoli che non rimpallo, la palla è rimasta lì, è arrivata prima e con grande destrezza, grande abilità è riuscita con una sorta di pallonetto in questo rimpallo a trafiggere la portiera Greta Canassi e portare in vantaggio la Roller Hockey Scandiano dopo 10 minuti e mezzo questa gara, 9 minuti e mezzo di questa gara, di questo primo tempo, e la Roller è in vantaggio per una rete a 0 con il primo gol di Ilaria Malagoli, 7, riuscita a trafiggere Greta Canassi e portare in vantaggio il ragazzo Adriano Vaccari. Va in contropiede ora Teresa Messora cercando di sfruttare questo momento favorevole, tiene palla, brava, poi ancora a liberarsi e in giravolta riesce a impegnare Ganassi, una bella parata questa perché sul palo più lontano, brava Teresa che noi abbiamo sempre detto finché le regge il fiato, ce l'ha sempre di fiato, corre in continuazione dall'inizio alla fine della partita. Ora va proprio a prendere questa pallina dopo aver deviato questa conclusione della Gimeno, dopo lo favorisce ancora dare Malagoli, aspetta, poi serve la compagnia sbagliata, poi restituisce il favore alla Gallotta, bella palla per la De Stefano, un po' forte ma è giunta a destinazione, poi De Stefano lotta con Ferrarini, tiene il possesso, bravo qua Alicia, questo frangente, ancora Roller riesce a manovrare, poi scadono in 5 secondi, Gadaleta inflessibile comanda punizione a favore
della Rotellistica esce intanto Ferrarini, rientra Anna Berti. 14-23 ancora da giocare di questo primo tempo, la Roller Hockey Scandiano in vantaggio nel derby sulla Rotellistica, era iniziata così anche all'andata, ce lo ricordiamo, qua forse poteva essere un fallo, ha ragione il pubblico un pochino a rumoreggiare. Gallotta, stecca su stecca, sempre fallo. Poi lasci la palla a Anna Berti, Teresa Messora va proprio a cercare la palla e la tiene, brava qua Teresa, cerca qualcuno in area, poi sono passato un po' troppo forte, brava Teresa, crederci sempre, ma niente di impossibile, poi qua scadono in 5 secondi, quindi si riprenderà con possesso per la Rotellistica. Gimeno in velocità sulla Messora, poi torna dietro porta, cerca il primo palo, anzi un po' troppo difficile per tentare un tiro. La Messora scarica per Anna Villa che un po' di spazio potrebbe andare, anche perché fisico ce l'ha per superare la Iacanto, che fisicamente non è per niente messa male. Berti, Gimeno cerca un tiro dalla distanza, questo può velleitare come conclusione. Comunque la carambola favorisce Anna Berti, ancora per Gallotta. Berti cerca spazio, si impone verso il centro dell'area di rigore, riesce a concludere ma in maniera imprecisa, brava qua Malagoli a far ripartire la De Stefano, che ha qualche difficoltà nel tenere la palla, deve usare un po' più la gamba qua, poi palla che rimane lì, Malagoli tira un po' in avanti, per la Gimeno deve tornare Scandiano perché è un po' scoperta. Gallotta non trova spazio, bravo De Stefano a costringerla a un passaggio ritroso. Ancora la Berti per la Gimeno, trova la Gallotta sul lato destro, esce fuori. Teresa Messora parte in contropiede, cerca il mismatch con Anna Berti, poi cerca algo più lontano, conclusione debole, facile questo intervento per la Ganassi. Gimeno lascia un po' lì la palla, ne approfitta ancora Teresa Messora che parte in quarta, un po' sul piazzato, sì, lo prova le gambe Anna Berti che rimane, riesce a respingere questa conclusione, poi cerca di uscire da questa situazione da Messora, non riesce, poi fallo di squadra, giusto. Villa mette ostruzione, la più classica ostruzione. Secondo fallo di squadra per Giorgio Baccari, 3 a quella di Massimo Barbieri. E accanto sul lato destro cerca una palla in mezzo, non ci arriva Gallotti in questo taglio, levata prima ma un po' palla era lunga. Ancora lì accanto cerca un'altra e schiaccia, mette la palla in aria, ancora di fatto Di Stefano cerca di andare in azione solitaria, viene triplicata quasi, tiene la palla, attenzione, va dentro, tiro finisce fuori di poco, qua scoperta la difesa di Massimo Barbieri che è un po' andata a farfalla in questo caso qua, Di Stefano non ne ha saputo approfittare, poi palla alta della Villa, si cerca una conclusione un po' difficile, eufemismo, quasi dire difficile questa conclusione. Bel taglio qua della Gimeno, si rammarica la Iacanto perché aveva avuto una buona idea, palla era un po' lunga, sempre il Gimeno che ha un altro passo, cerca il tiro raso terra, controllato bene da Alice Bartalini, poi da De Stefano deve farsi vedere qua in 1 contro 1 con la Gallotta, più fisico, si incisca un po' con la pallina, poi ha poca velocità nelle gambe, infatti non riesce a superarla, tiene comunque la palla che è il massimo che poteva fare, poi si guadagna ancora al centro e prende un palo interno, brava qua la De Stefano, chiama subito il time out Massimo Barbieri, vuole parlare un po' alle sue ragazze, un po' in bambola in questa fase di partita dove Roller Hockey Scandiano sta sicuramente giocando meglio, sta legittimando il vantaggio di 1-0, palo interno qua colpito da Alice De Stefano, ma resiste ancora il gol di Ilaria Malagoni. Questa prima fazione di gioco tra le due squadre. Gol per la Rotellistica segnati, 7 gol per la Roller, giustamente la metà, le stesse partite giocate, questa è la 7 per ciascuno.
Ricordiamo che la rotellistica scandianese ha 6 punti, Roller Hockey Scandiano ne ha 3. (10:50) ancora da giocare in questo primo tempo, visto un inizio predominante da parte della formazione della rotellistica, molto più occasioni, un paio, anzi 3, clamorosi. Poi Roller Hockey Scandiano si è un po' registrato in difesa e soprattutto ha fatto gol, che è quello che conta. È venuto sì su rimpallo, però su un'azione insistita e caparbia che ha premiato le giocatrici in maglia rosso-blu. Tra l'altro ora la capitana Rebecca De Pietri, troppo spazio. Daria Maragoli che vediamo forse una botta in testa, attenzione, Gallotta davanti a porta, ci arriva ancora Alice Bartalini, con polenta. La Gallotta si è trovato un regalo davanti a porta, non ha colpito al volo, poi gol adesso della Iacanto che sorprende Alice Bartalini sul suo palo e realizza la sua 6ª marcatura in campionato e porta soprattutto al pareggio la rotellistica in questa rete, la Iacanto Frau. Quindi 1-1 questo derby, 10:28 al termine del primo tempo. Roller Hockey Scandiano e rotellistica qua un po' preparata la Alice Bartalini, che ha fatto tanti complimenti fino adesso. Stavolta sì, è stato un errore sul suo palo e quindi la Iacanto, che è molto brava tecnicamente, lo ricordiamo, non è da tutti, uscire da dietro porta e trovare il primo palo ci vuole molta velocità di esecuzione e tanta abilità. 10 minuti da giocare, 15 giocati. De Stefano fronteggiato dalla Berti, indietro per la Villa, aggressiva ora la formazione di Barbieri. Messora ora che si libera quasi della Gimeno, che rimane con lei, deve tirare Scandiano, perfetto, poi riparte la Gallotta, azione solitaria, attenzione con un po' di spazio, riesce a tirare, brava De Stefano a metterci la stecca e a evitare conclusione potesse diventare pericolosa. Ancora la Gallotta, poi Sparacchi alto, anzi non prende proprio la palla, non dà punizione l'alto, rimane in possesso delle ragazze in maglia rosso, pronta Valeria Calia a rientrare in pista, entrata. Gallotta va in contropiede, ci arriva prima Alessia Villa, però non riesce a tenere la palla. Guarda, accanto all'indietro con la Gimeno, 9 minuti esatti al termine del primo tempo. Sempre la Gimeno va dietro porta, attenzione alle uscite da dietro porta, infatti in questo caso riesce a tirare, azione centrale, attenta Alice Bartalini, un po' di stanchezza tra le giocatrici maglia rosso-blu, e sola Berti che il Tapin cerca la conclusione, realizza sulla ribattuta, si è arrivata prima un po' troppo sola qua Anna Berti, sofferto un po' di solitudine in area. La prima conclusione brava Alice Bartalini, la seconda vincente per Anna Berti, che realizza la sua 5ª rete in questo campionato e porta in vantaggio la rotellistica. Ora il time out lo chiede Adriano Vaccari, era uscito molto bene dal time out di Massimo Barbieri realizzando 2 gol, ora lo chiede Adriano Vaccari cercando la stessa identica sorte. (8:42 ancora di questo primo tempo). Roller Hockey Scandiano 1, rotellistica scandianese 2 reti. Ilaria Malagoli per Roller Hockey Scandiano, l'ha portato in vantaggio, poi questo deve essere fallo, stecca su stecca, rete di Iacanto Frau. Poi attenzione ora a Messora che alza troppo il piazzato, finisce fuori. Questa è una grossa occasione per la Roller, nulla di fatto. Le reti, dicevamo, di Iacanto Frau e di Anna Berti, portare ora in vantaggio la rotellistica con 2 reti. Valeria Calì intanto avevamo preannunciato il suo ingresso, tocca il suo primo pallino, la
Gimeno, Gallotta, ancora la Calia, e accanto parte, trova la Gimeno, lascia un po' lì la palla, dice Bartalini, infatti. Ma intanto è entrata in partita ancora Rebecca De Pietri, deve un pochino entrare in questa contesa, difficile entrare comunque da freddi e lasciare subito il segno. Chiude la distanza di Valeria Calia, nulla di fatto, ancora respinge dice Bartalini. Por parte lei accanto direttamente dalla sua area, scarica una bella palla per Gimeno, controlla, poi gira il sedere e Di Stefano fa ripartire la Villa, impreciso, passato troppo lontano. Gimeno, ancora Calia. Ancora Gimeno, lato della metà pista. Cerca lei accanto, 5 secondi per andare alla conclusione, mette una bella palla d'oro per la Gimeno che non riesce a colpire, finiscono i secondi ma il possesso è già nelle ragazze in maglia rosso-blu. Villa deve andare verso l'area avversaria, il ritorno della Gimeno riesce a fruttare un possesso che parte per lei accanto, squadre lunghe e stanche, cerca la conclusione, trova il gol. Ancora la accanto sulla doppietta, qua infortunio per Bartalini sotto le gambe, purtroppo peccato per invece Bartalini, conclusione che non pareva irresistibile. Intanto l'altro time out ha portato a 3 le reti della rotellistica scandianese, doppietta per la accanto, quota 7 marcatori, un'occhiata proprio alla classifica marcatori, vede l'attaccante, Rebecca Attaccarti, l'unica in doppia cifra, 10 reti, 4 partite giocate, lo ricordiamo, l'Alvarez che è partito un po' male, poi ha stravinto da solo praticamente la partita a Valdagno, è andato forte, ha 9 reti, 6 gare. Poi questo lì accanto che ha 7 reti, c'è il Cerato, Rossato, la Polla, via le altre, 5 reti per anche Anna Bert. È stato bene, però l'Europeo Scandiano poi si è un po' persa, complice anche comunque molta stanchezza, dobbiamo dire, ha colpito entrambe le squadre, la stanchezza perché i ritmi sono un po' più bassi, c'è molto caldo, abbiamo caldo noi a commentare, figuriamoci i ragazzi che giocano in clima estivo, e adesso ha avuto la meglio, di Massimo Barbieri che pare esserci più registrata, più attenta, dopo soprattutto un time out che ha chiamato il tecnico modenese. Entrambi i tecnici sono modenesi. Messora per De Pietri, all'indietro per Villa, carica su Malagoli, l'autrice del gol che aveva in vantaggio la Roma. De Pietri per Villa, ruba palla ora la Gimeno, va in contropiede per la accanto, non riesce a tirare dalla parte del rovescio, con la parte più difficile, fallo di squadra. De Pietri si pareggiano conti dei falli di squadra, poi ancora palla in possesso delle giocatrici maglia giallo-flu, e poi fallo di squadra che io non ho visto della Gimeno, ci fidiamo di Dadaleta che ha concesso questa punizione a favore dei ragazzi maglia rosso-blu. Alla gol può andare incontro alla palla, ci va incontro Gallotta che va in contropiede, uno contro un mismatch sotto gambe, tiro, conclusione interessante anche se molto larga, trova Messora a ripartire, azione personale controllata e raddoppiata, poi la Villa che ha un po' di spazio, cerca il tiro, quella De Pietri, ancora per la Villa, 5:30 da giocare, Messora, esce Villa, ancora la 8, rosso-blu per Messora, lascia lì la palla, ha partito il gancio ma la palla è rimasta lì, quindi preda dalla Gallotta che prova bene, pesca bene la accanto, pure di una doppietta che finora sta decidendo il match. Gimeno, Malagoli alle costole, 5 minuti esatti per fare questo primo tempo, 3-1 per la rotellistica scandianese sulla roller hockey scandiana. Palo esterno della Gimeno che ha cercato il primo palo, poi bel dribbling un po' calcistico, bel gancio di
Messora, che però non porta a buon fine l'attacco del Scandiano, fallo di squadra, corpo su corpo, 4 falli per 1. Per entrambe le squadre. Prende la manovra il ragazzo della rotellistica, Calia, c'è Materana che cerca e trova Anna Berti, poi la palla rimane lì un po' troppo, va in conclusione Anna Berti, brava Alice Bartalini a respingere. Calia, la Gimeni adesso va alla conclusione più di rado, la formazione di Massimo Barbieri gioca un po' col cronometro e accanto si libera bene, poi fallo di Messora su lei accanto, che se l'ha liberata, stecca su stecca, ha concesso il fallo di squadra a favore della rotellistica, quinto fallo di squadra per la Roller Hockey Scandiano. Azione dall'angolo alto a destra di Alice Bartalini, cerca un po' di vedere dove può partire il tiro, eventuale tiro, mette la palla dentro, brava, e accanto per la Gimeni. Uno schema, sono cercate le due, poi attenzione al taglio della accanto, ma Goli lo vedo un po' in ritardo, Berti non se ne accorge. Calia per la accanto, numero 6 Anna Berti, organizzazione personale, si poteva meglio appuntare la Villa qua, per scaricare sulla di accanto, in cui Malagoli riesce a far carambolare palla alla De Pietri, che riesce a proteggersi su questa fase difensiva della rotellistica, poi non riesce a passare i tiri da Messina, può essere interessante. Scarica su Alessia Villa, 3-20 ancora da giocare, da De Pietri, da Malagoli, che riesce in qualche modo a raggiungere la palla, Villa, Messora, per Villa, palla dentro per la De Pietri, che cerca il tiro al gol, bravo qua, determinata, becca, trovato però il bastone di un avversario, ovviamente avrebbe meritato miglior sorte. Dall'altra parte lato sinistro per Riacanto, bella palla per la Berti col contagino, prima finisce fuori, poi De Pietri brava qua a riuscire a leggere la situazione, poi non riesce a servire a Messora, quindi deve tornare adesso la squadra della Roller in posizione difensiva, niente tanto su Ferrarini, va a prendere un po' di meritato riposo dagli accanto fra. Palla vagante non preda della Malagoli ma della Gimeni, mette a posto i suoi compagni, 2-20 per giocare. Calia, la Gimeni, scarica su Ferrarini, Calia, palla dentro, non riesce a liberarsi da Gimeni della Malagoli, ancora la 8 della rotellistica, all'indietro per Ferrarini, Anna Berti, 5 secondi per andare al tiro, Greta Ganassi fa segno di tirare e conclusione molto pericolosa, poi rimane lì la palla e del gol di Valeria Calia, qua meritava un po' più di aiuto, Alice Bartalini è rimasta da sola a Messora contro due avversari e Valeria Calia riesce a realizzare la quarta rete per la rotellistica scanese, portare in vantaggio le ragazze di Massimo Barbieri su un 4-1. Questo ultimo minuto 44 che manca è il primo gol della Calia quest'anno. Quarto per la rotellistica, che sta prendendo un po' l'arco, sta mettendo un po' la freccia e indirizzando questa partita verso una situazione che avrebbero sperato da subito. Messora va al tiro, conclusione Caparri, brava Ganassi anche a respingersi la conclusione coprendo il suo palo e la parte centrale della porta. Poi Anna Berti nelle palle contesa da Teresa Messora, stanca, squadra molto stanca, ne ha di più per la rotellistica, si vede.
Gimeno, tanto senza l'ultimo minuto, tiro dalla distanza, Bartalini, respinge, poi Messora, Villa, contro la Berti, va a dargli man forte la Malagoli, che riesce a prendere palla, può andare in contropiede, va di Stefano non trova spazio, Ferrarini rimane con lei, bravo qua Sofia a coprirla, Messora intanto cercazione personale, qua meritava un fallo, tiene la palla, comunque larga, sezione della Roller, 20 secondi, può andare anche fino al termine, vediamo se riuscirà ad andare alla conclusione qua, pericolosa, un po' sottovalutata forse qua la Ganassi, l'ha comunque presa, in maniera efficace, poi manata di dare Malagoli su Valeria Calia che si lamenta un pochino, trattata senza troppe cerimonie. Finisce qua il primo tempo tra il derby scandianese, tra la roller rugby scandiana e la rotellistica scandianese. In vantaggio la rotellistica scandianese, era passato in vantaggio al roller con le reti di Daria Malagoli, poi la doppietta di Iacantu Frau e le reti di Anna Berti e Valeria Calia hanno ribaltato la situazione, portato in vantaggio la squadra di Massimo Barbieri, che ora conduce per 4 reti ad 1.
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Palaregnani di Scandiano per questo secondo tempo del derby tra Roller Hockey Scandiano e Rotellistica Scandianese. Sandro Rinieri che vi parla, Alessandra alla telecamera, Fabio e Davide in regia. Primo tempo che si è concluso con la Rotellistica in vantaggio per 4-1, è ripassato in vantaggio Roller Hockey Scandiano con Ilaria Malagoli. Poi come da pronostico la squadra di Massimo Barbieri ha ribaltato la partita con la doppietta di Augustina Iacanti-Frau e la doppietta Anna Berti e Valeria Calia alle altre reti, che permettono alla squadra di Massimo Barbieri di vincere questa partita fino a questo momento. Entrati in pista, quando guardiamo il quintetto, Roller Hockey Scandiano da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con questa diretta Fischer in porta. Andata Giorgia Teli, Malagoli intanto chiude fuori per le esterne di Stefano Malagoli, Messora e Villa dall'altra parte, da sinistra verso destra. Greta Ganassi in porta, le esterne Ferrarini, Gimeno, Berti e Iacanto, formazione tipo della squadra di Massimo Barbieri. Questo secondo tempo, Rotellistica che se vincesse questa partita, che ha incanalato nel modo giusto dopo un inizio un po' sofferto, andrebbe a tiro al volo di Gimeno, brava Giorgia Teli. Dicevamo, la classifica vede Matera in testa 12 punti con 4 gare giocate, andrebbe a 9 punti e la Rotellistica scavalcherebbe il Forte dei Marmi in ottica Final Four. Sarebbe una buona occasione quindi per la ragazza di Massimo Barbieri. Trova sul primo palo Anna Berti, trova presente, attenta Giorgia Teli. Sfortunato il Matera, che è uscito dalla Champions League, dai quarti di Champions League in ritorno, aveva vinto l'andata per 3-2, perso in Spagna ieri sera e ha dovuto abbandonare queste competizioni. Mai giunto una squadra ai quarti di finale, quindi complimenti alla Roller che ha tenuto alta la bandiera italiana in questa competizione. Roller con Matera che vincerà sicuramente il campionato femminile, c'è poca storia, lascerà probabilmente le briciole, già stravinto sia la Supercoppa che la Coppa Italia un paio di settimane fa, sempre con il Valdagno. Proverà a inserirsi questo fanno al volo, tanto scambio veloce da Gimeno di accanto che colpisce ma conclude fuori. C'era poche speranze per le altre squadre, Matera obiettivamente una squadra che gioca un altro campionato molto superiore a tutte le squadre italiane. Anna Berti intanto regge palla, scarica per la Gimeno, scambiano le due. Ancora Gimeno, palla per Iacanto, cicca la conclusione, poi Villa in maniera un po' energica va a cercare di ripossessarsi della pallina, mancano 5 secondi dalla conclusione da lontano, quindi il possesso ritorna nelle stecche del ragazzo maglia rosso-blu. Messora per la Villa, carica tutta palla alla Villa con Malagoli che era già partita, la Berta che fu un 2 contro 1, palla dentro, deviazione della Villa, ma possesso ancora delle ragazze della Rotellistica, il guantone di ricamo para Giorgia Teli, poi con la stecca colpisce la pallina dove non può, quindi tornerà la pallina tra le stecche le giocatrici di Massimo Barbieri. Ferrarini per Berti, Gimeno, finita il tiro, Iacanti fra la sua doppietta, ha ribaltato il primo tempo che si era fatto un po' difficile per Barbieri. Intanto Ferrarini con Ilaria Malagoli, palla concessa dall'arbitro che è Alessandro Cadaletta.
all'indietro per la Gimeno. Più alla distanza e rete, probabilmente è stata una deviazione, vediamo chi segnerà il gol alla Iacanto, che ha colpito la pallina scaricata da lontano e tripletta quindi per la Iacanto, che raggiunge l'8ª rete e si avvicina all'Alvarez, Porta di Marmi, alla vetta della classifica dei cannonieri. E fallo questo e cartellino blu per Sofia Ferrarini, o fiscale qua a Gadaleta. Fallo c'era sicuramente, è stata sfortunata Ferrarini perché la stecca ha incocciato il pattino della giocatrice rosso-blu e quindi tiro diretto a 20:46 del termine della partita, che può virtualmente riaprire un pochino il match o far accorciare un po' la distanza. Va Teresa Messora, che ha già sbagliato un tiro diretto, vediamo se questa volta sarà più brava e fortunata. Tutto pronto, Messora, finta il tiro, va davanti a porta, tiro a Ganassi, respinge questa conclusione, quindi nulla di fatto ancora per Roller Hockey Scandiano. E quindi il punteggio che rimane sul 5-1 per la rotellistica, con un power play, attenzione alla pallina. Questo ingaggia 2 che finisce dietro la schiena di Greta Ganassi, probabilmente non se ne è neanche accorta, e colpisce prima il primo palo, poi il secondo palo, danzando sulla linea di porta. Mai visto una cosa del genere, sinceramente. È successo anche qui. Roller deve andare a prendere la palla perché è una giocatrice in più, quindi deve per forza andare in raddoppio se vuole può capitalizzare questo vantaggio. Trova ora Malagoli, fisico per la Gimeno, qua forse c'era un fallo della Malagoli, una steccata alla Gimeno che ora butta via la palla. Villa cerca il centro pista per concludere, finisce una deviazione fuori. Ancora la Villa, 4-3 per la Roller Hockey Scandiano, in vantaggio di una giocatrice. Malagoli all'indietro per la Di Stefano. Villa con un po' di spazio, cerca un piazzato, respinto dalla Ganassi. Poi Villa va ancora sulla Gimeno, con un fisico ce li faccia vedere, bravo come Malagoli a possessarsi della pallina, poi cerca la Villa che non riesce nel tappino, quindi palla all'indietro, più energica qua la formazione della Roller ora in questo momento, cerca di sfruttare questo momento favorevole di vantaggio numerico. La Villa, tiro al volo della Malagoli, brava, e brava anche Ganassi a respingere sul primo palo, dall'altra parte accanto il personale va davanti a porta, cerca il primo palo, poi si arrabbia Adriano Vaccari perché la squadra non è tornata in inferiorità numerica. Poi il tiro di De Stefano, qualche difficoltà per la Ganassi che di casa riesce a parare e riparte Anna Berti, intanto torna alla parità numerica 4-4, quindi scampato questo pericolo delle ragazze mister Massimo Barbini. 18:30 ancora da giocare. Anna Berti Biancani alla Persimeno, riesce a colpire, poi trova la porta, ma trova anche stesso di Giorgia Teli dall'altra parte. Teresa Messora, palla dentro per De Stefano, qua Ganassi l'ha lasciato un po' lì la pallina, non è riuscita a intervenire. De Stefano, cazzo della palla come sempre, una indomabile e generosissima Teresa Messora, non riesce a toccare le palle, sta giocando bene, un primo quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora del primo tempo, un po' sopporito, un pochino, forse un po' di timore, non riuscivano le giocate. Adesso si vede che comunque hanno preso e coraggio e stanno facendo valere la priorità. Ora un po' scoperta la difesa da De Stefano per Malagoli, corretta qua questa contropiede, ora alta dall'altra parte la Gallotta che riesce a realizzare il contropiede 2 contro 1, sbagliato il contropiede dai ragazzi di Adriano Vaccari, punite subito nel contropiede del 6-1 della rotellistica, andata in rete con Alessandra Gallotta. Terza rete per la Gallotta in questo campionato, 17-29 da giocare, 6-1 per la rotellistica scandianese sul Roller Hockey Scandiano.
Alessia Villa per la Malagoli. Palla un po' troppo lontana, quella di Stefano poteva aspettare qua Ilaria prima di servirla, e accanto per scarico di Gallotta, autrice dell'ultima rete. Berti si conquista lo spazio, va a colpire, poi Giorgia Teli ha il suo bel da fare, lascia in area sguarnita un pochino qua la difesa rosso-blu. Visto non è fallo di squadra, sì, è stato solo un'infrazione, abbiamo visto, non ha segnato falli di squadra, anzi una palla 2. Gimeno che ha molto spazio, il tiro della Gimeno respinge in uscita la Giorgia Teli, poi fallo di squadra, Teresa Messora, ancora la Gimeno con questa veloce, palo interno. Stanno sfruttando anche le punizioni veloci, giocatrice di Massimo Barbieri, 16:39 del termine, pronta, precisa questo match anche in questo secondo tempo. E accanto, all'indietro per Gallotta. De Stefano, lungo palla alla Gallotta, va in contropiede ora Messora, palla dentro, se ne accorge, molto brava Gimeno, poi tocca la palla da terra, quindi il possesso ritorna per Stecchio rosso-blu. De Stefano dietro per Alessia Villa, più stanca la squadra di Adriano Vaccari, si vede, fatica più nel pattinaggio, anche vede un po' le facce un pochino più stanche, un po' più sfiduciate. Manca ancora tanto, perché mancano ancora 16 minuti di gioco questa partita. Vede saldamente in avanti la rotellistica di Massimo Barbieri. Lì accanto, lato destro, è sola, cerca un alzo, schiaccia, è riuscita all'alzata, un po' meno la schiacciata. Qui va un palleggio alto, Anna Berti, e trova il gol Gallotta dopo questa iniziativa personale di Anna Berti, che ha girato la porta, la dietro porta, la difesa rosso-blu un po' troppo indisturbata, diciamo tra parentesi, e ha servito in area la rete del 7-1 della rotellistica. Prende intanto il gioco. La partita va giocata fino alla fine per la ragazza rosso-blu, anche se contro una squadra più forte devono andare avanti, e purtroppo ci sono le partite che nascono o muoiono male, ma vanno giocate, ma ancora contropiede 2 contro 1, deve intervenire, fare qualcosa, no, perché se no l'altro gol di Gimeno che realizza l'8ª rete. E quindi 3 reti per Agustina Cantufrau, doppietta per Alessandra Gallotta, e reti di Calia, Berti e Gimeno stanno decretando l'8-1 a favore della rotellistica. Quindi c'è ancora da giocare, tanto ancora da giocare. Prova Malagoli a farsi viva dalle parti di Greta Canassi, nulla di fatto, ancora attenta, un po' inoperosa. Tanto è rientrata Calia, ha iniziato anche lei la rete nel primo tempo. Ora rallenta i ritmi anche la squadra di Barbieri per accelerare con Gallotta, che ora viene chiusa da Rebecca De Pietri, poi più grinta qua Gimeno, va a rubare palla alla De Pietri, questa volta rinviene bene su Gallotta, prova a ripartire De Pietri, differenza anche di fisico tra le due squadre, si vede, si nota, abbiamo detto anche da subito, fisicamente difficile questa partita per le ragazze di Barbieri, di Vaccari. Bella conclusione quella della Messoro, poi ci prova Rebecca De Pietri, la conclusione finisce alta. L'ho fatto ancora per la squadra rosso-blu. Si riparte con Calia per la Gimeno.
gli accanti, coraggimento per Valeria Calia, Gallotta all'indietro per Gimeno, cerca il tapping Gallotta davanti a porta, controllato da Malagoli, stavolta bene, poi riparte la Messora, protegge palla, essere fischiato falla qua ai danni di Pietri, un po' perdonato l'arbitro. Poi il Villa lascia da palla, poi ha vinto un rimpallo, quindi va ancora lì accanto che sparacchia su una Giorgia Telli che respinge in uscita, poi Rebecca De Pietri non riesce a tenere palla, recupera ancora lì accanto, lotta con lei la Messora, poi in avanti Calia, personale, tanto destro, la palla dentro, attenzione, ancora gol di Gallotta davanti a porta, la più lesta, la più veloce, questa sua tripletta per Gallotta, quindi si porta a quota 5 del marketing di questo campionato femminile, porta soprattutto il punteggio su 9-1. Siamo giunti quasi a 3/4 di match. Conclusione della distanza di Daria Malagoli, non trova la deviazione sperata, meglio la trovo ma non con l'esito sperato di Rebecca De Pietri, finisce fuori. Ferrarini con la palla dentro, controllata da Tedi, ancora Ferrarini per la Iacanti, dietro porta, cerca uno spiraglio per colpire, però primo palo, trova anche il guanto Giorgia Telli addirittura Zapata, già Messora riesce a liberarsi della Gallotta, ma è subito lì la Ferrarini disturbata, quindi Alessia Villa per Malagò, palla per Becca De Pietri, controllata dalla Calia, Sofia Palla, il primo momento, poi va dal manforte Malagoli, cerca di riottenere il possesso, che però è preda ancora della stecca di Ferrarini, va al tiro, respinta da Giorgia T, poi all'indietro, palla all'indietro arpionata da Rebecca De Pietri che va in contropiede, azione personale, rigore, doppia stecca, tiro diretto, forse perché era fuori area, con time out, e quindi Scandiano avrà un'altra opportunità di un tiro diretto, di alleggerire un po' il parziale che la vede sotto di 9-1. Rebecca De Pietri sarà a tirare questa punizione di prima, questo tiro diretto contro Greta Ganassi, che ha avuto la meglio prima su Teresa Messora, ci proverà. Rebecca De Pietri che parte e ancora una volta Greta Ganassi a dire di no, trova anche, cerca il primo palo, Rebecca De Pietri nulla di fatto, ancora Ganassi protagonista di questo frangente. Rebecca De Pietri sbaglia la sua prima conclusione di questo campionato, e accanto per Gallotta, conclusione finisce fuori, ancora di accanto, si libera un po' di mezza difesa per la roller, poi Teresa Messora indemoniata, prende palla, va al tiro, caso terra, controllato da Greta Ganassi. Saranno aperti
ancora Gimeno, lì si sposa questo tiro, quindi non è di fatto Di Stefano va a prendere palla, poi la perde, Giardina la riconquista, poi lotta con Teresa Messora, riesce a tenerla, Giardina la mette in mezzo, poi favorisce il contropiede di Alicia De Stefano, chiede il taglio di Rebecca De Pietri, riesce a tirare in porta, brava ancora una volta Pisati, poi un'altra schiaccia della Gimeno senza brutte conseguenze per il momento, poi cerca il tap-in al volo la Gimeno sempre dell'Anna Berti che non avviene, e qua Teresa Messora riesce con Camilla Pagliani che intanto è entrata con il numero 6, va in azione personale, poi la De Stefano cerca di tenere palla, sparacchia all'indietro, 3:40 da giocare. Scadono i 5 secondi per il possesso della Roller, devono tornare le ragazze dell'Anno Vaccari, arpionata la palla da, e qua era rigore, nel canto è entrata, è stata agganciata, è stato un po' impietosire qua Cadaleta, è un rigore abbastanza clamoroso, una stecca agganciata sulla Iacanto, ha lasciato correre, forse ha usato troppo buonsenso, bella iniziativa questa della Iacanto che ha trovato il tiro al volo dell'Anna Berti che è uscito di un poco. Berti per la Iacanto sempre con sottogamba, sta con lei Teresa Messora, per non lasciarla uscire, poi alla lì dietro per Giardina, deve tirare a 3 secondi, lo fa la Gimeno, respinta da Giorgia Teli, poi subito la Giardina subisce fallo, l'8º. Spinta qua invece maglia numero 5 giallo fluo, cerca un'altra schiaccia, forse la palla era alta, qua recupera De Stefano, va in contropiede 3 contro 1, De Stefano per Prandi, ritorna la Giardina a recuperare palla, poi in 1 contro 1 la Iacanto, la lascia lì, poi Giardina che dà Iacanto e rete della Iacanto per il poker sull'assist di Giardina, porta 10 le marcature della rotellistica scandianese e 10 sono anche le reti della no, sono 9 quelle della Iacanto, sì, raggiunge l'Alvarez in testa, come seconda posizione della classifica marcature dopo Taccardi, quindi 10-1 per la rotellistica scandianese, diventa miglior marcatrice del match, 4 reti, poker per la Iacanto e 3 per la Gallotta, 1 per Calia Berti e Gimeno, quando mancano 2:20 al termine. Poi la Berti in avanti, ruba palla ancora a Messora, meriterebbe un gol Teresa, non ce la fa ancora stavolta, grande intervento di Chiara Pisati, molto più impegnata di Greta Canassi, poi la tira la Gimeno, la Prandi respinge, sta tirando di ogni perché ha subito un colpo molto importante, poi c'è un'altra schiaccia alto, l'Anna Berti, nulla di fatto in questa occasione, Emma Prandi va a prendere la palla, buona venta di Emma Prandi, brava, calata bene nel match, guadagna un fallo di squadra che era quanto di meglio potesse guadagnare, sì, la palla è della rossoblu, deve chiedere la distanza, non può stare. Non ha chiesto distanza, sì, poteva batterlo più agevolmente. 1:35, cronometro non funziona. Ok, sì, si è sbloccato, era 1:37, era rimasto fermo. Poi la Iacanto realizza sì la 10ª rete in questo campionato, raggiungendo l'attaccardi, poker per... dai, scala reale per lei, 5ª rete, non ci prendo oggi. Rete... quinta della Iacanto e porta 11 le marcature della Rotellistic che vince questo derby, ovviamente era favorita nei pronostici, ha fatto valere questa sua forza fisica, tecnica e di esperienza che insomma dopo un primo inizio un po' stentato ha portato sul binare, la partita sui binari che la squadra di Massimo Barbieri voleva, e quindi quando manca più di un minuto, qua fuori il fallo di Anna Berti, fallo di squadra.
La Gimeno che è stramazzata a terra dietro, probabilmente per un po' un calo di zuccheri, sguardi rassicuranti, comunque dalla panchina, quindi tutto a posto. Ora va Anna Berti, eccesso di altruismo qua forse di accanto che poteva concludere più agevolmente. Dall'altra parte De Stefano si libera di Sofia Ferrarini e segnala De Stefano, rende meno amara questa giornata con la sua terza rete in questo campionato e 11-2 di questa partita. A 56 secondi dal termine perviene la rete dopo tanto tempo, la Roller con la De Stefano, quindi 50 secondi ancora da giocare. Berti, vedremo se andranno ancora alla conclusione le squadre o meno. Intanto anche Alice Pontrelli questi ultimi secondi con 24 da accanto, 1 contro 1 su Teresa Messora. All'indietro per Sofia Ferrarini, tiro cercato Anna Berti, prima pallina toccata per la Pontrelli, un scontro con Emma Prandi, cerca di tenere palla e riesce in un primo momento, poi va in contropiede Camilla Pagliari, scarica su Messora, vediamo se riuscirà ad andare al tiro. 8 secondi dal termine, Messora non riesce a tirare, mancano 2 secondi, finisce qui la partita nel derby vinto dalla rotellistica scandanese sul roller hockey scandiano per 11-2 dopo le prime battute, dopo 10 minuti 15 anche piuttosto equilibrati, dove roller hockey scandiano è andata anche in vantaggio con le reti di Ilaria Malagoli. Dopo ha prevalso il maggior tasso tecnico, la maggiore esperienza, la maggior lucidità e un pochino tutta l'esperienza che ha la squadra di Massimo Barbieri. Ha condotto una partita in porto senza grosse difficoltà, è andata a segno 5 volte con Agustina Iacantu Frau, vero mattatrice di questa partita, tripletta anche per Alessandra Gallotta, e reti di Valeria Calia, Anna Berti e Maria Vittoria Gimeno. L'ultima rete a 56 secondi dal termine di Alice De Stefano a rendere un po' meno amara questa giornata per la squadra rossoblù, e quindi squadra rossoblù che avrà ancora 2 partite, l'abbiamo detto, il 5 di maggio a Forte dei Marmi, Forte Scandiano, Forte Roller Hockey Scandiano, e il 12 a Matera contro coloro che vinceranno anche il campionato sicuramente. Mentre importantissimo per la rotellistica scandianese, che andrà a 9 punti, la partita contro Valdagno nella 9ª giornata. È tutto da Sandro Rainieri, ci sentiremo per le prossime partite interne del roller hockey scandiano di Serie 2. Ringraziamo Alessandra Tirelli alle riprese, Fabio e Davide alla regia, e in queste immagini con le giocatrici che salutano il pubblico vi auguriamo una buona fine domenica.